E loro sentono, vabbè, dobbiamo
senza andare troppo.
Vieni presto in mio aiuto, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora, come era nel principio e ora e sempre, dei secoli dei secoli. Amen. In nome di Gesù. Dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta il nostro morte. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre, prega per noi
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Della nostra Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, noi peccatori. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, perché adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nella nostra come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissimo nome di Gesù e di Maria. Le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Potete sedere. Rallegra l'anima del Signore, a te innanzi rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Tra gli dei nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
sei tu Dio e la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta la mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele. Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu hai isolato e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura insigne i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali. Si tu per non udire fatti di sangue, non vedrai fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Acclamate al Signore nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Vi ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra riduta il staccore, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Trema il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore nostro Dio. Fratelli e sorelle, degli misteri. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,
abbi pietà di noi. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Memoria del Beato Giovanni D'Unscoto, sacerdote. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni sapienza, che nel Beato Giovanni D'Unscoto, sacerdote, assertore della concezione della Vergine Maria, senza dubbio e nutriti dalla sua dottrina, aderiamo fedelmente a Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. Comandamento come te stesso. Carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Beato l'uomo che teme il Signore. Trova grazia, la terra sarà la sua discendenza, degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che Dona ai poveri. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Dona ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se a finire il lavoro? Tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. L'ordine francescano oggi fa memoria liturgica del beato Giovanni d'Unscoto. E la pace del Signore a Colonia, Germania, l'8 novembre 1308, all'età di 43 anni. È considerato uno dei più grandi maestri della teologia cristiana, nonché precursore della dottrina dell'Immacolata Concezione. E Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato il 20 marzo 1993, definendolo cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. La prima lettura della liturgia che abbiamo proclamato è dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 13, versetti 8 e 10. Il cristiano è chiamato a conoscere e a vivere i comandamenti che il Signore ha comandato, che si comanda Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ogni comandamento riteniamolo espressione di grande carità che ama e che perdona. L'amore, afferma l'Apostolo Paolo, è legge divina che non fa male a nessuno ed è pieno compimento della volontà divina. Un breve momento di riflessione per ricordare i comandamenti e le tante esortazioni del Signore, se li abbiamo osservati nella completezza per meritare l'elogio di Dio. Bravo servo buono e fedele, vieni a condividere la felicità eterna nel mio pace. E se ci siamo amati gli uni gli altri. Il Salmo 111 esprime parole di compiacimento per coloro che hanno vissuto nella fede e nella speranza divine. Ascoltiamole nuovamente. Beato l'uomo che trova grande gioia per aver osservato i comandamenti di Dio.
Beato l'uomo buono e misericordioso e giusto. Felice l'uomo che dà in prestito senza usura e non chiede la dovuta restituzione se chi ce lo chiede non ha la possibilità di farlo. Nella mia esperienza di parroco ho conosciuto un papà che lo raccomandava alla figlia. Un tale comportamento di amore e di generosità nel 14, versi 25-33, mette in evidenza la folla che seguiva Gesù, attratta dal suo insegnamento e dai suoi miracoli, e riconosciuto come Messia da sempre atteso, a differenza dei farisei, degli scribi, dei sacerdoti, sempre critici e negativi nei suoi confronti, in particolare quando li rimproverava per una erronea interpretazione della legge e in particolare del lavoro compiuto in giorno di sabato, del perdono ai peccatori che esprimevano fede e pentimento. Gesù congedava i peccatori nella gioia e nella grazia. Vai in pace, la tua fede è grande, perché non è sempre così facile. Occorre grande spontaneità e determinazione e soprattutto coerenza di vita evangelica e obbedienza alla Santa Madre Chiesa. Per essere autentici cristiani secondo la volontà di Dio richiede distacco dalle cose terrene, vivere il Vangelo senza interporre scuse o giustificazioni, staccati dalle cose terrene e non essere condizionati nelle scelte dagli stessi genitori, dai figli, dai fratelli, dalle sorelle e dalle istituzioni in cui siamo inseriti, quando ci propongono il male al posto del bene. Per essere discepoli di Gesù e figli autentici della Santa Madre Chiesa, dobbiamo portare la croce della sofferenza fare evidenti esempi per riuscire ad essere santi, perché Lui è santo. Se pensi di costruire una torre, vedi se hai i mezzi per portarla a compimento. Se vai in guerra, considera le forze delle quali puoi disporre. Nel secondo esempio, nella guerra, è preferibile non essere coinvolti per essere creature solamente di pace. La pace, quanto purtroppo è compromessa da sempre per ragioni egoistiche e di interesse. In questi giorni soffriamo ascoltare tanti caduti in Ucraina, nel Medio Oriente e in tanti altri luoghi della terra. Fratelli e sorelle, ascoltando la sua parola e l'appello accorato di Papa Francesco che ci esorta alla pace, sommo bene, e a innalzare la nostra preghiera a Dio perché gli uomini siano sempre promotori di vita e non di morte.
Cristo buon pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. Preghiamo. Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che nel beato Giovanni d'un Scoto ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu che nei santi pastori posti al servizio del tuo popolo ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. O Signore, guida il tuo popolo. Tu che hai eletta i santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto del frescheri, bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi purificaci noi nostri peccati. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le offerte che portiamo al tuo altare nel ricordo del beato Giovanni d'un Scoto e concedi al tuo popolo di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa del beato Giovanni d'un Scoto. Col suo esempio la rafforzi, alla luce della sua dottrina la maestri, per la sua intercessione la proteggi. Uniti a questo tuo servo e a tutti i cori degli angeli, celebriamo esultando la tua gloria.
dell'universo, i cieli e la gloria, Osanna nell'alto dei cieli, colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, diventino per in stesso Gesù, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La fede annunciamo la tua morte, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, i presbiteri che stati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Padre San Francesco, Sant'Antonio, Beato Giovanni Bruscotto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare delle divina fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo e pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Il giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, suo costino sarò pessimo, perché andrei innanzi al Signore preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Preghiamo. Dio Onnipotente, che in questa Eucaristia la porta ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto, per il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa di San Giuseppe e di Scoto, Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, vivete in pace. Prega per noi.